Paolo Girotto, ex leader del movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità e dei No Pass, è veterinario, omeopata ed ex presidente di Radio Gamma 5. Si presenta per il partito Vita nella corsa elettorale alla Camera Collegio Padova e Rovigo. Scelte energetiche e autonomia regionale sono due degli argomenti del programma elettorale. La scelta di andare nel mercato olandese speculativo del gas è stata semplicemente una scelta politica e che si può benissimo togliersi immediatamente con un provvedimento, come ha fatto la settimana scorsa Spagna e Portogallo, e hanno già avuto una riduzione del prezzo di 5 volte rispetto all'Italia. Sono quindi dell'opinione che il ritorno al nucleare, se è una follia, è privo di senso, perché noi abbiamo energia a basso costo che è possibile trovare, sia petrolio che gas, anche da altri paesi, e soprattutto sono dell'opinione che se si risolvesse la questione conflittuale bellica con la Russia si potrebbe ritrovare un accordo nello spirito di interessi nazionali che devono superare le altre considerazioni con la Russia stessa. Quindi non c'è bisogno di un ricorso nucleare, perché ci sono riserve comunque di gas e di petrolio che per i prossimi decenni. Ecco il suo pensiero sull'autonomia regionale. Un'autonomia nel vero senso della parola va finanziata, ci vogliono i soldi e come dicevo, l'ho detto in altre occasioni, il Veneto contribuisce per circa 10 miliardi di euro l'anno di tasse a Roma. Dare autonomia e distribuire quindi incarichi, trattenendo inevitabilmente del denaro in regione, mi vede favorevole, perché io sono favorevole a questo naturalmente. Il problema è solo che uno Stato se lo può permettere nel momento in cui ha sovranità monetaria e nel momento in cui non ce l'abbiamo e dobbiamo andare sostanzialmente a chiedere, a elemosinare i soldi alla BCE, questo non sarà possibile nei fatti. E tirare la coperta in 20 direzioni diverse, come sono le 20 regioni, credo non porterà a molto e sarà difficilmente realizzabile. Alla fine si darà un contentino